Guardi, io penso che i comitati e comunque i cittadini che pongono la questione abbiano ragione a porre le questioni. Voglio anche dire che queste questioni io le ponevo nel 2008-2009, basterebbe guardare su internet. Ho scritto addirittura un libro che si chiama Adottare la terra, e per parlare di multinazionali, di quant'altro, e magari in giorni nei quali molti di loro non si preoccupavano proprio di questi temi, quindi oggi sentire un po' la lezione ti dà fastidio. Dall'altro dico che la questione va posta, però non è corretto dire che il Prosecco inquina e tutti gli altri no, perché il protocollo di trattamento in campagna in questa fascia climatica mondiale, non europea, è uguale in tutto il mondo, con questi trattamenti. Possiamo invece dire che il Prosecco si è dato delle autoregolamentazioni che altri non hanno, ad esempio il non utilizzo del glifosato, del mancozeb, del folpet. Questo non basta, ovvio che non basta, il futuro sarà quello di un vigneto che dovrà essere necessariamente certificato ambientalmente e che avrà un impatto zero. Ma però penalizzare e far passare l'idea a livello internazionale che solo Prosecco inquina non lo trovo corretto.